Un festino che poteva trasformarsi in tragedia, una notte di sballo che ha rischiato di finire nel modo peggiore. Solo la rapidità dei soccorsi ha evitato una nuova tragedia. È accaduto in un hotel di Vicenza, dove una ragazza di 25 anni è stata soccorsa nella sua stanza, in arresto cardiaco, dopo una notte di alcol e droga. A dare l'allarme è stato il ragazzo che era con lei in camera. Il personale dell'albergo ha chiamato immediatamente il 118. Infermieri e medici sono arrivati in pochi minuti e hanno rianimato la giovane, poi trasferita in codice rosso al San Bortolo. Secondo quanto emerso, nella stanza sarebbero state trovate diverse sostanze stupefacenti, cocaina, eroina e pastiglie, oltre a una bottiglia di vodka. La polizia sta ricostruendo le ultime ore della coppia, due giovani lombardi arrivati in hotel senza prenotazione. Le condizioni della ragazza, inizialmente critiche, sarebbero migliorate nel corso della giornata. Fondamentale l'intervento del personale del SUEM. Le indagini ora puntano a chiarire come si sia arrivati a questo mix letale e a chi appartengono le sostanze trovate nella stanza.